Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares, l'avete già capito, la trasmissione è divisa in due parti. In questa stiamo parlando dell'iniziativa di alcuni soci del Rotary in beneficenza nei confronti dell'Ucraina, di un'ambulanza che era dismessa e l'hanno sistemata, hanno andata per aiutare il popolo ucraino. Allora, non avevo sentito le volontari, magari ovviamente non conoscendovi bene, prima durante la pubblicità la Elda Omari stava spiegandoci il motivo, secondo lei, ovviamente, perché questa guerra continuerà e dove vuole arrivare Putin. Ce lo vuole ripetere anche in diretta così? Allora, purtroppo si pensa che Putin non abbia le idee chiare, no? Non dicono voleva arrivare a Kiev. No, le idee chiare ce le ha. Lui le idee chiare ce le ha, vuole arrivare in Adriatico, vuole creare di nuovo quella divisione che era prima del crollo del muro di Berlino, quindi istituire quello che era la guerra fredda. Lui l'ha detto, l'ha dichiarato, non è che lui vuole fare la guerra all'Ucraina, purtroppo l'Ucraina è il primo vicino di casa, come la Georgia, come i paesi della Lituania. Lui vuole arrivare, costituire quello che era una volta l'Unione Sovietica, ma non è che lo vuole fare tanto perché lui vuole solo la sua grandezza, la grandezza dell'Unione Sovietica, e rifare quello che si faceva una volta con Stalin. Io vi do quello che è il minimo e vi prendo il massimo. Siete d'accordo con quello che dice? Sì. Cioè vuole proprio arrivare fino da noi, insomma. Chiaro, perché anche noi i primi giorni abbiamo detto c'è la guerra, però il presidente bielorusso ha detto no, con 3-4 giorni noi prendiamo Ucraina. Abbiamo gridato verso l'Europa, aiutateci, perché qui non è un scherzo. Anche il nostro presidente ha detto non è una volta. No, perché se così è diventa davvero una guerra. La terza guerra mondiale, insomma, diventa qualcosa di preoccupante. Se fosse come dice Elda, sarebbe... Sì, perché lui si pensava prendere Ucraina con 3 giorni come ha fatto con la Crimea, però non è possibile, Ucraina è diverso, non è una isola. Io non vorrei fosse così, ma è d'accordo su quello che Nessuno vorrebbe che fosse così. La preoccupazione e quello che sta mettendo in campo l'Europa è su questa linea, perché in questo momento l'Ucraina è il grande fulcro di quello che sta avvenendo in un grande conflitto che è molto più ampio di quello che si pensa che sia soltanto Russia e Ucraina, ma sono degli asset di geopolitica internazionale che sono molto più ampi. Sono la geopolitica sull'Europa, la geopolitica sugli Stati Uniti, la geopolitica sulla Cina. In questo momento io ho conosciuto Putin tanti anni fa, quando avevamo un'azienda in Russia, e Putin proviene dai servizi segreti russi e ha sviluppato in questo momento in Russia praticamente il sistema del vecchio KGB, quindi l'FSB, che è praticamente un sistema di controllo totalitario del territorio in maniera capillare. In questo momento la nostra visione sulla persona Putin e sulla persona che governa, che gestisce la Russia, è di essere un oligarca, uno grande zar che lui vuole essere scritto nei libri di storia. Questa è la grande pazzia che sta avvenendo, non tanto una strategia geopolitica di conquistare l'Europa, ma una pazzia che la persona ha il totale potere in una grande Russia che lui vorrebbe ricostituire come la grande Unione Sovietica, quindi il potere che aveva prima. Infatti negli ultimi anni aveva perso questo suo lustro generale di possibilità di immagine. Certo. Era stato coperto da una Cina forte e da uno Stati Uniti. È chiaro che però non sarà solo lui, perché ho capito che è lui il leader, è lui il vero capo, comandante, chiamatelo come volete, ma ovviamente vicino a lui avrà un popolo, avrà molte persone che sostengono il suo... Dici no, Eleonora, vedo che scuote la testa. Non è così. Non è così? Non è così. Ah, no, per cui quando parla con il popolo fa tutte quelle... Il problema, come dicevo prima, c'è stato la guerra non è soltanto sui campi di battaglia con i carri armati, ma la guerra è anche mediatica.
La guerra mediatica nel futuro è la guerra più importante. Con i media si possono prendere popolazioni, si possono prendere conquiste ed operazioni. Però... Lui ha oscurato in questo momento i grandi media internazionali e lui sta facendo tutta una promozione. Se io sento amici, io sento tutti i giorni amici russi direttamente in Russia. In Russia non si può parlare. Sì, però Marco, mi scusi, succede che i soldati russi vanno in guerra, succede che molti soldati russi muoiono, succede che questi cosa avviene dei soldati russi? Termino il concetto, soldati russi non tornano a casa, i genitori di questi soldati russi... Posso raccontargli cosa fanno i soldati russi? Mi racconti? Perfetto. Nella zona di Rostov è ai confini con il Donbass, esistono dei campi, chiamiamoli di concentramento, delle stazioni praticamente di raccolta dei soldati russi. I soldati russi che vengono messi in battaglia, che vanno mandati in battaglia, non tornano a casa. Quelli che sono congedati o comunque finiscono il loro percorso di battaglia vengono messi su questi campi, quindi non tornano a Mosca o a San Pietroburgo o nelle grandi città russe, vengono lasciati su questi contenitori, incubatori, per avere la possibilità di controllarli, perché tornerebbero a casa in Mosca e da altre parti trasmettendo che hanno bombardato bambini, scuole, ospedali, portando una comunicazione al territorio russo che è devastante. Quindi vuol dire completamente, cioè si sono accorti i soldati russi che vanno a combattere con bambini così, e se voi avete visto sui media si stanno alleando, alcuni di questi stanno alleando con le forze ucraine. Non ho il motivo perché non ne sono a conoscenza, però mi viene anche un tipo di ragionamento. Quanti soldati russi metteranno in questi container e li terranno lì? 100.000, 200.000, 300.000, quanti? E prima o dopo 100.000, 200.000, 300.000, quelli che sono, quelli che saranno, quelli che moriranno oppure che sono morti, i familiari prima o dopo insorgeranno, se non è adesso sarà fra un paio d'anni, sarà fra un anno. Tra qualche anno. Oggi, prima di metterli un'altra volta sul territorio russo, loro sono messi su delle zone che vanno praticamente a essere, non comunicare cosa sta avvenendo. E quelli morti? E quelli morti? Sono morti, quindi non comunicarli lo stesso. Va bene, ma prima o dopo, se lei è madre... Ma questo è il concetto russo, questo è il concetto di potere russo. Ho capito, seguite il mio ragionamento, che io capisco il vostro. Io voglio dire, è tutto vero quello che mi dite, però succederà che prima o poi il vaso di Pandora si scopre. Ma lo sanno benissimo, loro lo sanno, ma non lo possono dire, perché vige adesso c'è il regime. Quindi, anche se la parola guerra non lo possono dire, immaginiamo se possono dire la parola è morto il figlio o la figlia. Non arriva la comunicazione, o meglio, quello che lei diceva non è appoggiato dalla popolazione, magari da queste persone no, ma ha un entourage che ovviamente lo tiene. Una parte. Allora, io non ho dubbi, però me lo può chiedere anche a Vasil, perché quelli che sono al fronte, che hanno combattuto, ritornano in patria oppure ovviamente rimarranno lì, e quelli che sono morti vengono a sapere se sono morti o no in ospedale militare, visto che lì lui è il medico, chi meglio di lui ce lo può dire, che vive a Kiev. Пане Василь, питаємо вас, наприклад, як ви думаєте, бо є багато російських солдатів, які загинули, багато таких, які є поранені, вони повертаються в Росію, вони повертаються до своїх домівок чи повертаються в певні місця, де мусять бути поліковані, і повертаються тоді знову на війну? Вони повертаються в Росію, хто поранений, або в окуповані республіки ДНР або ЛНР. Там вони лікуються, до нас вони практично не потрапляють. Хто поранений, той не стає в стрій. Хіба легко поранені, але таких випадків мало. Quello che sta dicendo, allora loro vengono curati, ma sempre comunque vicino al confine con l'Ucraina, anche come ha detto Marco, console, e a Crimea è un disastro, però non è che ritornano a casa. No, rimangono là, vengono curati, e i nostri ospedali arrivano pochi.
No, non dicevo Sì, di sì, loro, sì, dicevo sì. ovviamente se i soldati russi, come diceva il console, che così. poi rimangono lì, però c'è supporto, c'è sempre bisogno che ne arrivino degli altri, quindi lì... Stanno pensando di fare la legge marziale per cercare di poter raccogliere più persone che possono andare in guerra. È una situazione... È un regime che sta imponendo sulla propria popolazione che sono in guerra. Perfetto. Vabbè, allora senti, invece torniamo a noi alle volontà. Io non so il vostro incarico, allora inizio con Claudia Bonardi. Lei mi hanno detto che siete tutte volontari, quindi se mi dite anche quello che avete fatto in funzione di questa ovviamente ambulanza, poi che siete andate anche in Ucraina, in Ungheria, in confine con l'Ucraina, ci può raccontare il suo percorso? Sì, buongiorno. Io sono Claudia Bonardi e lavoro in terapia intensiva pediatrica a Padova come medico da circa 2 anni e verso fine marzo ho ricevuto la chiamata di Eleonora, che è qui presente con noi, per chiederci se eravamo disponibili, io e Giovanna, che è qui con me oggi. Che è medico? Sì. A partire... No, perché sapete, ve lo dico, brave, perché al giorno d'oggi, proprio prima, nella prima parte della trasmissione, abbiamo fatto una trasmissione con il direttore generale della Sanità del Veneto e la tematica era che ci sono pochi medici, quindi averne di così giovani è una bella cosa. Prego. E abbiamo ricevuto questa chiamata per sapere se eravamo disponibili a partire il giorno successivo, quindi neanche 24 ore dopo, per il confine, per partire con 3 ambulanze, con 6 volontari autisti e 3 medici, di cui io, Giovanna e una... Scusi, i bambini hanno 3 o 4? Perché mi risulta che hanno 3 più uno piccolo. 3 bambini e la sorella di uno dei 3. La sorella, perfetto. Che noi sapevamo di dover accogliere 3 bambini malati. Al confine è arrivata anche la sorella, che aveva poco più di 15 anni e che è venuta in ambulanza con noi e ha proseguito con il fratello e la madre verso Roma, verso il Bambino Gesù, per accompagnare la famiglia, mentre una volta arrivati al confine ci hanno spiegato che i genitori, i padri in particolare, alcuni dei quali erano riusciti ad attraversare il confine per accompagnare i figli alle ambulanze, erano invece obbligati a ritornare indietro, quindi riattraversare il confine per ritornare in Ucraina. È una bella storia, È stata molto emozionante e formativa, inaspettata anche, perché non avete avuto paura? Quando ve l'ha chiesto Eleonora avete detto subito sì, perché se siete partiti il giorno dopo mi sembra che hanno detto subito di sì, giusto? No, di notte sono partita. Di notte? Lei non è partita? No, io faccio tutt'altro lavoro. Beh, poi vengo da lei. E non avete avuto paura, siete partite subito, insomma? Beh, insomma, avevamo un po' di domande, ci eravamo poste un po' la questione, insomma, su quello che sarebbe successo, anche perché esattamente non sapevamo bene come fosse. Avevamo visto che a quel confine non era vicino alle zone del combattimento, per cui già vedendo questo eravamo un po' più tranquille, però diciamo che comunque era una... Poi dire magari per sbaglio capita una bombetta, no, esatto. la paura adesso, a parte gli scherzi, ti viene da questo, insomma, perché io si scherza, però può capitare che magari è già successo che hanno sbagliato a lanciare qualche missile, insomma. Comunque grande disponibilità da quando abbiamo dato l'input di questa cosa. Noi conosciamo il territorio, quindi abbiamo detto non c'era nessun pericolo, però grazie che hanno dato disponibilità e che si sono avventurate dalla sera al mattino veramente in pochissime ore a dire partiamo e ci mettiamo a rischio. Come mai avete avuto l'input di partire? Sotto un aspetto di solidarietà, sotto un aspetto di aiutare il prossimo? Caratterialmente in voi due cosa è nato per partire così subito? Cos'è nato? Può nascere uno che nella vita può fare qualcosa di straordinario come l'avete fatto, può nascere che uno sta vivendo un brutto momento all'interno dove quello che sta vivendo e quindi prova a uscirne, può nascere qualcosa che voi mi potete dire, oppure il vostro coraggio per aiutare delle persone che hanno in difficoltà e che ne avevano bisogno. Forse nel nostro piccolo era
piccole cose che noi possiamo fare nella vita quotidiana per aiutare il prossimo, basandoci tutti i sul giorni nostro lavoro. trovare ragazzi come voi che partono e fanno 36 ore consecutive di ambulanze, che poi le ambulanze non è che sono comode, insomma non è che sei un salotto, e quindi è una bella... Direttore, posso raccontarle una cosa delle dottoresse? Allora, in realtà sono state travolte dal desiderio di aiutare, una richiesta d'aiuto provenuta appunto dal consolato. Quando le ho sentite al telefono gli ho detto: ragazzi, abbiamo 24 ore per decidere, perché abbiamo 3 bambini che ci aspettano, perché avevamo già dato la disponibilità di partire con le ambulanze. Ma è partita anche lei, Leonora? Non sono partita anch'io perché non volevamo affollare... ma allora, sono partite loro 2, insomma, e qui... No, le spiego perché non sono partita, perché non volevamo affollare le ambulanze per capire se poi, una volta arrivati là, c'erano altre esigenze, quindi potevamo togliere un posto. Ma le posso garantire che per 36 ore non li abbiamo supportate, non li abbiamo seguiti in ogni istante. Io non ho dormito con Elda 36 ore consecutive. Però voi, io faccio un po', ci scherzo un po', però voi eravate a casa. Allora, voi non dormivate, ma loro erano lì. Insomma, ma allora, quando si è sul posto hai la situazione sotto controllo, no? La responsabilità era nostra. Io vi voglio molto bene. Quindi io vi voglio molto bene. Ho capito la responsabilità e siete state bravissimi a organizzare via. No, però, bravi loro. Queste povere donne qui, queste povere donne nel senso molto simpatico, erano lì, erano dove, ripeto, magari un missile può sbagliare una curva, anche per quanto sicuro il posto sia, insomma, la paura è un po' diversa. Infatti volevo dirle che le dottoresse hanno terminato il loro turno in ospedale a 00:30, all'1, e alle 2 di notte davanti alla Basilica di Sant'Antonio sono partite, quindi maggiormente disponibili. Siete andate a pregare davanti alla Basilica? Siamo partiti davanti alla Basilica del Santo perché volevamo partire con un simbolo che era la città di Padova. In un momento ovviamente difficile, anche un attimino di fare un sorriso, però il mio pensiero è rivolto a loro 2, perché nel fare quello che hanno fatto meritano un plauso sicuramente da tante persone. La domanda mi viene naturale di chiederle come mai è nata la volontà di fare questo, rischiando, essendo giovani e soprattutto non avendo nessun interesse parentale, usiamo questo termine, proprio sotto un aspetto benefico. Quindi ma io credo che io e Claudia siamo 2 persone che si mettono abbastanza in gioco in generale, quindi abbiamo deciso di partire quando ci è stato chiesto. Non è stato chiesto direttamente a me e a lei, è stato chiesto a un po' a tutti noi che lavoriamo in terapia intensiva, e io e Claudia abbiamo deciso di accogliere questa richiesta. Poi dopo di noi in realtà tanti altri colleghi ci hanno chiesto e si sono resi disponibili per altre missioni. Diciamo che forse io e Claudia abbiamo avuto un po' più coraggio. Quello che vi sto dicendo, i pionieri hanno dato l'esempio, è quello che vi sto dicendo, cioè, e invece lei, Elda, che compito aveva? Allora, nessun compito. Bene, cominciamo a dire nessun compito. Però era preoccupata per loro. Però allora cominciamo con il console. Quando è scoppiata la guerra, io che vengo da un paese che la guerra fredda l'ha vissuta, quindi io vengo dall'Albania e quindi determinate cose le capisco. Avevo detto bisogna fare qualche cosa. Siamo andati a bussare dal console e abbiamo detto abbiamo un'ambulanza da spedire, possiamo, perché io adesso qua ci metto la faccia. Ecco, lei è nata l'idea, insomma, che è una bella idea, dirà, insomma, perché... Però io prima di fare questa idea mi sono confrontata con un'altra persona che è Riccardo De Paola, che non è qua, che è un ex governatore del Rotary. Lo conosco benissimo. Ecco, con lui abbiamo detto andiamo dal console e chiediamo... Dell'Alto Adige. Dell'Alto Adige. E allora portiamo questa ambulanza, perché tutti che facevano le donazioni, vestiti, cibo, che c'era di tutto. Bisogna pensare che in guerra ci sono anche i feriti, quindi le persone che avranno bisogno. E allora siamo andati dal console, ci siamo messi in contatto con il consolato, con Eleonora, e abbiamo detto che abbiamo questa ambulanza. Nel frattempo il suo assistente Yuri, che il cognome non lo dico perché ovviamente lo sbaglierò senz'altro,
cominciava a mandarci delle richieste, ci servono le barelle, e allora chiamare sempre Riccardo De Paola con la Simonetta Briganti, andare a cercare le barelle. Ha organizzato il tutto. No, io non ho organizzato niente, non ho fatto niente. C'è dato da fare, quindi, insomma, no. Allora abbiamo trovato in pochissimo tempo 4 barelle, le abbiamo dotate con 4 cuscini, con le ambulanze che poi sono partite, perché poi in giro di una settimana è arrivata anche la richiesta che sì, noi ci serve l'ambulanza. L'ha organizzato? È stata brava? No, non ho organizzato niente. E come non si è organizzato? Si è dato da fare anche lei, come non ha organizzato niente? No, io no. Abbiamo unito tutte le mani. Senti Eleonora, il comitato Mani Unite, cos'è che comitato, che funzioni avrebbe? Allora, il Comitato Mani Unite nasce nel 2017 su richiesta dell'allora commissario prefettizio, perché eravamo in un momento in cui Padova non aveva una rappresentanza politica. Perché in quell'anno si festeggiava i 30 anni di adesione al progetto Città Sane. Quindi il comitato nasce con l'intento di mettere in rete tutto il mondo delle associazioni di volontariato. E in questi anni abbiamo fatto tanti progetti, quindi questo purtroppo è l'ultimo progetto Ucraina che non avremmo mai pensato di dover organizzare o di mettere in rete la nostra rete di volontari, che conta quasi una 60ina di persone. Ma di volontariato in Italia? L'anno precedente, gli anni precedenti, quindi nell'anno 2020 e nel 2021 siamo stati a disposizione alla lotta contro il Covid. Praticamente è un comitato che unisce tutti i volontariati. Unisce volontari che hanno delle esperienze di volontariato. Perfetto. Anche in altre associazioni. Io, siccome siamo in chiusura, può chiedere se è arrivata l'ambulanza, è già operativa lì a Kiev? Слід звертаємося до вас, питаємо, наша та швидка, яку ми передали, чи вона вже працює, чи вона як вона є і де вона працює зараз. E aggiunga anche, così mi permetto io di dire una cosa, che se ha bisogno sia Claudia sia Giovanna sono disponibili ad andare a Kiev. І, можливо, що ще ви потребуєте, що би ви хотіли, щоб могло б вам допомогти. Так. Дійсно, швидка працює практично з перших днів, як вона приїхала до Києва. Вона працює в гарнізонному госпіталі місто Десна. Ось, це Чернігівська область, ми теж під відомством знаходиться нашого шпиталю, і поранені бійці теж доставляються до нас у шпиталь завдяки цій швидкій допомозі. Ось, шляхами евакуації. Тому, в принципі, швидкі допомоги нам ще потрібні, тому що досить велика кількість пацієнтів буває, періодами поступає до нас в Київ, особливо з Харкова, Чернігівщини. Тому, якщо буде ще можливість швидких допомог, то ми будемо раді прийняти. На рахунок медикаментів, то ми зазвичай всім забезпечені, вже на даний момент досить багато волонтерів і донаторів, які нам допомагають. Чого може не вистачає, це більш такого вузькоспеціалізованого обладнання для травматології, для захисту лікарів і медсестер від рентгенопромінення, оскільки ми працюємо під рентгеноскопічним контролем, удаляємо осколки з тіла людини, не вистачає рентгенологічного захисту. Я перекладу, так. Я перекладу. Sì, l'ambulanza è arrivata ai primi giorni e avevano gran bisogno, quei giorni hanno usato loro in città di Kiev perché è lì c'era la guerra e dopo è stata spostata in un'altra città di Desna, vicino a Kiev, zona di Chernihiv, a confine con la Russia, sempre ospedale militare, lì è stata targata, sì. È stato un grande aiuto ai primi giorni, proprio quello che ci voleva. Adesso sì, loro chiaramente adesso anche ce l'hanno un gran bisogno di ambulanze, perché comunque si muovono, adesso portano loro da parte di Donbass, parte di Kharkov dove ci sono feriti, vanno là e ne avrebbero bisogno ancora, insomma. Sì, hanno bisogno, poi altro materiale magari sì, hanno più che altro bisogno di protezione per medici. Per infermieri, per medici, queste cose che proteggono loro
Poi quando anche mi ha detto stanno facendo i raggi, queste cose, allora cose specifiche, sì, casomai. Sono in chiusura e ho capito sicuramente che ci sono delle brave persone Eleonora qui da noi, perché è gente che è disponibile per dare una mano agli altri, non è facile, però qui noi italiani sotto questo punto di vista siamo davvero i primi nel mondo. Ringrazio davvero il console Marco Tusoni, è stato con noi, grazie a Eleonora Caramano, Presidente del Comitato Manionite, grazie a padre Ivan Cevenchuk, me lo dica. Cevenchuk. Non sono capace, ci provo ma non sono sicuro non ci riesco, fra un po' ci riesco. Grazie a Claudia Bonardi e complimenti sia a lei sia a Giovanna Cendone e anche a Elda Omari per quello che state facendo per aiutare questo popolo. Grazie anche al collegato Vasil Balabanek, grazie di essere stato con noi e dunque davvero grazie a tutti, sperando che questa guerra termini prima dell'estate, molto prima dell'estate, perché davvero sta facendo delle cose che nel 2022 è davvero assurdo nel vederle e nelle persone che ovviamente sono anche morte tramite questa purtroppo infernale guerra. Va bene, io invece do appuntamento alla settimana prossima con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.